Buon Amici, pomeriggio a tutti. buon pomeriggio a tutti, amici di Officina Mediterranea, ben trovati sulle nostre piattaforme social, su Facebook e YouTube. Benvenuti anche a coloro che per forza di esigenze ci vedranno in differita. Questo è il nostro format dedicato ai libri autori, è esattamente la puntata numero 160 di Alma Culturas, ossia Culture delle Anime, ecco, tradotto dallo spagnolo all'italiano. Con noi oggi abbiamo la nostra compagna di viaggio, la nostra scrittrice Giovanna Di Stefano. Ciao Giovanna, bentornata. Buongiorno a tutti. E insieme a lei la nostra gradita ospite, che ringrazio per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi, la scrittrice Simonetta Lucchi. Benvenuta Simonetta. Grazie, benvenuti a voi e grazie di avermi invitato qua. Ecco, Simonetta ci parlerà del suo libro che si chiama Freddi in noi, racconti a nord-est, ma di questo ne parleremo tra un attimino. Io vi ricordo che sono attivi i nostri concorsi, quelli di tema sociale e storico a Lago Pesolo e Melfi, quindi siamo in Basilicata. Abbiamo un doppio bando su 2 territori diffusi. Sul Lago Pesolo è la parte che riguarda tutti i temi sociali, inclusione e sport, e su Melfi la parte che riguarda Federico II, quindi di carattere storico. Abbiamo in programma anche questo di carattere scientifico, parascientifico, fantascientifico e fantasy se volete, che è abbinato con il Festival della Scienza di Foggia, che sarà in autunno, quindi a Foggia in Puglia, e usciranno in settimana altri 2 bandi molto particolari. Uno a Napoli, e lì parliamo di Partenope noir, quindi di thriller, di giallo, di mistero, di psicologia, di magia, esoterismo, quindi una cosa molto particolare, e quindi ci saranno lì tutte le materie letterarie, artistiche, audiovisive, eccetera. E poi un altro bando, un'altra cosa molto carina, che sarà in Abruzzo ad Alba Adriatica. Questa volta avrà come tema Mediterraneo e ci mettiamo dentro anche la musica, e la scadenza è prevista per la scadenza è prevista per fine luglio, con la premiazione terzo weekend di settembre. Detto questo, io lascio lo spazio alle nostre protagoniste, non prima però di aver lanciato la sigla. Buon pomeriggio a tutti, sono Giovanna Di Stefano e ringrazio il presidente Donato Rinaldi di Alma Culturas Libri e Autori per la puntata odierna numero 160, che mi dà la possibilità di presentare sui canali Facebook e YouTube di OM Officina Mediterranea l'autrice Simonetta Lucchi con il libro Freddo in noi, racconti a nord-est. Prego, se vuoi salutare. Sì, senz'altro, grazie a tutti e grazie a te, grazie al dottore che ci ha ospitato, e veramente sono molto contenta di essere qua per parlare del mio libro e conoscerci meglio e farci conoscere anche. Bene, anche noi siamo contenti di averti nostra ospite. Grazie. Leggo la tua biografia. Simonetta Lucchi è nata nel 64, docente di italiano e storia presso i licei della provincia di Bolzano, studia a Bologna e a Freiburg, laureandosi in lettere moderne e in storia dell'arte. Conseguito in design allo IED di Milano e art director a Bolzano e Bologna, dedicandosi anche all'insegnamento, ottenendo abilitazioni e ruoli in italiano, storia, latino e storia dell'arte, sia per le scuole lingua italiana che ladina. Insegna anche tedesco in scuole private e fa parte di commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca.
patentino ex B, e di abilitazione per docenti. È stata referente per l'area arte e linguaggi presso la sovrintendenza scolastica di Bolzano e inoltre ricercatrice, formatrice per docenti e coordinatrice di progetti CLIL e plurilingui. Diplomata in direzione di biblioteche scolastiche, ricopre per alcuni anni il relativo incarico. Grazie alla conoscenza di diverse lingue antiche e moderne, pubblica Linea di confine nel 14, dal romanticismo alla scapigliatura nel 94. In numerose antologie vince premi, Società Dante Alighieri, Dante Global, Arti scritte nel 23 e Narrate uomini la vostra storia nel 21. La mia terra ha una buona voce, a Sagape, Trofeo penna d'autore, concorso Abere Artem, Gibelli e Felami, Brescia Fabbrica Cultura ed altri riconoscimenti, Accademia di Studi Italo-Tedeschi, Merano Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuzione logo centenario della Grande Guerra. È stata sovrintendente di tirocinio per le università di Trento e Bolzano. Ha tenuto seminari sulla cultura ladina e attualmente referente provinciale a Nisa per la tutela del patrimonio storico e artistico, responsabile ambito culturale di UNUCI Bolzano, referente per le scuole di Fidapa Bolzano e vice direttrice Dipartimenti Arti Visive per la già pontificia Accademia Tiberina. Ha partecipato all'esposizione. Scrive articoli e saggi per Huffington Post, Il Fatto Quotidiano, Al tuo fianco, Tecnica della scuola, Salto Bolzano e Apertamente. È docente selezionata a Maeci per l'insegnamento di italiano e storia presso istituzioni italiane all'estero e membro corrispondente della già pontificia Accademia Tibertina. Infine, è autrice del saggio narrativo Freddo in noi, Racconti a Nord-Est, edizione clandestine nel 24, proposto al premio Strega nel 25 e premiato ai concorsi letterari internazionali Mattone Rosso, Perugia, Cosenza Città Federiciana e della Sillogi Poetica e Tutto Tace, Bertone Editore del 25. Si esprime prevalentemente in lingua italiana, oltre che in tedesco e ladino dolomitico. Questo libro ha ricevuto veramente molti riconoscimenti e premi, per ultimo la menzione al premio Ipazia con l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Parlaci di te. Beh, sì, ma adesso non dico più niente perché mi sento... mi sento il tempo per te. Cosa che insomma corrisponde a verità, ma insomma, la mia vita è stata diciamo lavorativamente e professionalmente lunga, nel senso che ho iniziato a lavorare proprio da giovanissima, sono andata via di casa giovanissima, per vari motivi mi sono trasferita a Bologna appena finito il liceo per studiare, poi mi sono trasferita dopo poco tempo in Germania a frequentare l'università anche lì, e siccome ho sempre lavorato in questi anni per anche mantenermi agli studi, è stato per vari motivi che l'ho dovuto fare, ovviamente si sono moltiplicate le cose. Ci sono stati anche degli anni molto duri, perché ovviamente è faticoso fare questo, ci sono stati degli anni molto duri, anni di grande fatica, e però con l'andare del tempo si nota insomma che tante cose sono state fatte, quindi da un certo punto di vista, come posso dire, ultimamente sto sistemando anche il materiale che ho prodotto, per questo pubblico tanto ultimamente. Tantissime cose sono rimaste nel cassetto per 20 anni, anche 30 alle volte, pubblico delle poesie che scrivevo a 15 anni, anche no, ultimamente. Ogni tanto, recentemente mi sono ritrovata con 2 libri che ho scritto, ho detto ma, cioè 2 libri, delle cose fotocopiate, rilegate, ma le pubblicherò anche queste perché erano dei lavori validi, dei lavori di ricerca fatti all'università. E comunque... Sei bravissimo.
Beh, insomma, questa è stata la mia vita, come dico, può essere una cosa positiva, può anche essere stata una cosa per certi versi un pochino magari eccessiva in alcuni periodi, ma diciamo particolare, ecco, questo cioè, è abbastanza particolare perché si sono mischiate tante esperienze. Questo è positivo per me. Sì, non ho mai aspirato a grandi posti, a grandi posizioni, infatti non ho grandi posti, grandi posizioni, nel senso Dici onorifiche. niente. No, Dici niente. culturali, onorifiche, non ho mai guardato, come posso dire, la poltrona o lo stipendio, no? Mi interessa fare cose interessanti e quello, sì, quello l'ho fatto, lo sto facendo, in questo Brava. senso. Complimenti. Leggo la sinossi? Dai. Allora, i contenuti dell'ultimo libro della saggista Simonetta Lucchi, dal titolo Freddo in noi, racconti a nord-est, ci invitano a riflettere su una domanda cruciale. Che cosa intendiamo davvero per storia? Questo interrogativo, tanto semplice quanto complesso, si snoda attraverso le pagine di un'opera che ridefinisce il concetto stesso di narrazione storica, portandolo fuori dagli schemi canonici e dai silenzi imposti dalla tradizione. Il testo si focalizza sulle storie che rimangono ai margini, volutamente o accidentalmente esclusi dal racconto ufficiale. Lucchi dà voce a quelle narrazioni taciute, manipolate o del tutto negate, riscoprendo le vite di protagonisti dimenticati. In particolare, il libro si distingue per l'attenzione dedicata alle donne, figure centrali di vicende umane e storiche che emergono da luoghi segnati da confini e conflitti, come il Sud Tirolo e il confine orientale, ma anche da realtà più distanti. Un altrove in cui il silenzio è stato a lungo imposto, ma dove eventi e memorie attendono di essere riabilitati. L'approccio originale dell'opera riside nell'intreccio di differenti dimensioni. Scuola, arte e poesia diventano strumenti di resistenza, mezzi per restituire dignità e parola a chi ne è stato privato. La Lucchi non si limita a ricostruire il passato, ma supera i confini spazio-temporali, aprendo un dialogo tra il qui e l'aldilà della storia. Leggere questo libro è un'esperienza unica che invita non solo alla riflessione, ma anche all'azione. Come evidenziato, l'opera non è solo un contributo accademico, ma un vero e proprio manifesto per una nuova prospettiva storica. Ogni pagina trasmette l'impegno, la passione e la cura che l'autrice ha messo nella sua ricerca, nel tentativo di dare un senso più inclusivo e umano alla storia. Bellissimo. Parlaci del libro, dai. Allora, il libro Freddo in noi, parto magari dalla spiegazione del titolo, perché Freddo in noi può dare una certa impressione, ma mi hanno detto tutti che non è proprio assolutamente freddo, anzi è abbastanza, diciamo, commovente in certi punti, anche abbastanza intimo, insomma. E però nasce dal fatto che, soprattutto al termine del libro, vado a parlare di un poeta altoatesino o sudtirolese, come si voglia chiamare. Noi siamo abituati sempre a distinguere, ha un certo significato sudtirolese, ha un certo significato altoatesino per noi, poi non so se è il caso adesso di approfondirlo per il pubblico che ci vede anche da altre parti, però per noi hanno dei significati precisi. E questo poeta, che si chiamava Kaiser, io l'avevo brevemente conosciuto da ragazza, e è stato abbastanza riscoperto ultimamente, ma è morto molto giovane, praticamente suicida, alcolizzato, dico suicida perché si è suicidato attraverso l'alcol a 30enne, ed era secondo me una persona molto significativa di questo territorio, molto significativa, e anche diciamo particolare, non si adeguava alle norme, alle regole comuni, quindi dava una lettura un po' particolare di questo territorio attraverso le sue poesie, attraverso i suoi scritti, che erano sia in italiano che in tedesco.
C'erano tutte e due le lingue, erano gli anni 70, per cui non era una scelta molto scontata e portava con sé anche tante conseguenze, tanti problemi, come in effetti ha avuto. E quindi ha avuto un po' il coraggio di scrivere nelle due lingue, che padroneggiava bene, come tanti di noi. Ha avuto una vita molto difficile, è stato molto ostacolato. Io questo l'ho sentito molto perché il tema dell'essere ostacolati quando si dicono delle cose scomode, purtroppo l'ho vissuto anch'io e lo so cosa vuol dire e l'ho visto in tante persone che ho conosciuto nel corso della mia vita, quindi questo l'ho voluto un po' tirare fuori. E il sacrificio che si fa alle volte a dire delle cose nei contesti non giusti. Lui è stato molto maltrattato, anche proprio psicologicamente. Poi fra il resto era un insegnante e anche su questo punto ho voluto dire due parole sulle storie degli insegnanti. Lui è stato un insegnante a cui sono state tolte le classi, a cui non è stata data la possibilità di andare avanti, eppure era una persona che scriveva meravigliosamente sia in italiano che in tedesco, quindi una persona di grande cultura. E il fatto che a un certo momento abbia avuto dei conflitti coi vertici e addirittura gli è stato impedito in qualche modo di insegnare, ecco, queste vicende non si raccontano mai, però esiste anche sofferenza nella scuola, esistono anche dei motivi per cui le persone alle volte non vengono né valorizzate né addirittura alle volte viene quasi impedito di vivere, no? Allora questa vicenda qua, a cui io sono arrivata alla fine quasi del libro, lo volevo concludere con questo, proprio alla fine del libro, lui, ecco, una raccolta di Kaser si titolava Freddo in me. Allora ho voluto proprio per lui estendere a dire freddo in noi, nel senso che è come se la sua esperienza un po' adesso si fosse, diciamo, fosse diventata parte anche di un pubblico più ampio. Questo è stato il motivo. E quindi poi alla fin fine mi sono resa conto che vivendo in questi territori, in questi e in altri, il mio territorio non è questo, io non mi sento a casa come tanti non si sentono a casa qua, però mi sento a casa nel territorio alpino, estendo e voglio estendere la mia appartenenza, la mia identità. Sul tema dell'identità torno tante volte, io non mi sento né incasellata da una parte né dall'altra, mi sento appartenente a un territorio e in questo territorio ci sono tante storie che non si conoscono, storie dimenticate, ma anche alle volte volutamente viste sotto una prospettiva o utilizzate, perché le storie dei confini non sono semplici. No, in questi ultimi quest'ultimo secolo, in questi ultimi 2 secoli, e quindi molto spesso sono state utilizzate e altre invece si è preferito un po' magari metterle nel dimenticatoio, no? Allora, siccome io sono un pochino così, mi piace tirar fuori le cose, poi sono interessanti, sono utili da sapere, ho voluto scrivere in questo senso queste storie, che sono più di una, no? Perché sì, ho voluto un po' focalizzare sulle donne, ma anche uomini significativi, importanti, che però nessuno li conosce. Adesso, oggettivamente, se io parlo, se ne parlo, e invece insomma mi sembra interessante farli conoscere. Giusto. Ascolta, leggo una pagina del tuo libro e poi ho visto che sono arrivate delle domande e questo va bene. Questo è il primo racconto che apre la raccolta Verde Colore del libro dal titolo Freddo in noi, racconti a nord-est di Simonetta Lucchi. Il pensiero unico e più confortevole, la sua monodimensionalità funziona in modo accattivante, permette di costruire dei fortini, dei comodi noi dietro cui asserragliarsi e così respingere l'attacco, le seduzioni della complessità del vivente. Qui ci sono voci a cui non è stato dato spazio, racconti di altro confine, quello della memoria, di una storia che è stata sottratta, voci anche di figure maschili, ma soprattutto e principalmente voci di donne, raccolte ai margini della storia, istituzionalizzata, narrazione troppo spesso fatta anche di omissioni o di volontarie o involontarie menzogne, voci lontane, sempre presenti.
Quando meno me l'aspettavo, mi raggiungeva il tuo ricordo e la tua voce l'ho seguito, lo sai, come nel disegno sul mio quaderno dei ricordi. Log è un paesetto di sole 30 case, situato sulla riva sinistra del fiume Isonzo. Lì nacque mio nonno Bergenic Ivan nel 1850 da una povera famiglia di contadini. Siccome non esistevano ancora le scuole, fin da ragazzo doveva aiutare i genitori nei campi. Possedevano delle pecore, delle capre, qualche mucca e un paio di maiale. Vi hanno impedito di parlare la vostra lingua, ne avete imparate 3, di cantare le vostre canzoni, avete continuato, non avevate da mangiare. I tuoi fratelli andavano a morire in Russia, Germania, Africa, per una patria non loro, senza capire il perché. Non volevate più tornare indietro nelle vostre terre martoriate, ma avete ricostruito tutto, riempito le trincee, reciso i fili spinati, mentre i bambini morivano sulle mine inesplose per la febbre spagnola, in baracche fatiscenti con i vostri nomi ancora cambiati sui nuovi documenti, senza un lamento, senza una protesta. Siamo sempre noi, come allora, esuli. Bellissimo. Grazie. Allora, ho visto che io ho altre domande, però ho visto che sono arrivate delle domande. Vuoi che continuo? Come vuoi, Continuo con le mie? come volete. Vabbè, So che sono inizio sempre con tante allora, queste cose. Quando hai iniziato a scrivere? Da piccolissima? Piccolissima, e ogni tanto dico che il mio primo premio letterario l'ho vinto a 7 anni, perché avevo questo mio maestro che è stato così carino, gentile, che io poi scrivevo poesie, ho iniziato a scrivere poesie prima di scrivere compiti, diciamo, testi, temi, e mi ha fatto vincere questo premio. È stato molto spontaneo per me, sia la pittura che la scrittura. Sono state proprio delle modalità spontanee di espressione, e quindi ho sempre scritto tanto. Io scrivo tanto anche adesso, proprio per divertimento, non è per me una fatica, no? E quindi questo sì, non c'è stato così, è sempre stato così. A quale pubblico è rivolto il tuo libro? Ma è nato, io direi, per le scuole, perché inizialmente io avevo scritto queste cose per far capire ai ragazzi la Prima Guerra Mondiale. E mi sono accorta che man mano che andava avanti il tempo, diciamo, le generazioni sapevano sempre meno della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto erano distaccate, perché io l'avevo sentita narrare dai miei nonni, io avevo visto le bombe a mano vicino a casa, perché la mia famiglia è originaria di Caporetto in parte, quindi figuriamoci, in quel territorio là. E un'altra parte invece istriana, anzi saluto di origine comunque istriana, mio padre, insomma, sia mio padre che mia madre sono esuli del confine orientale, no? Saluto qui l'amico Luca, perché proprio oggi mi ha scritto, si rimane un po' in contatto con i figli e i nipoti degli esuli istriani, una storia terribile sempre questa. E vabbè, e quindi questa cosa qui, e quindi diciamo così, cosa stavo dicendo, sì, sì, queste storie di questi due confini soprattutto, che sono due confini importantissimi, io dico nella storia non solo italiana ma europea e delle due guerre, sono confini così difficili, così complessi, e tante cose ancora appunto non sono del tutto conosciute. E la storia della mia famiglia, che era slovena, che è stata portata profuga qui a Bolzano, che era in parte italiana e in parte parlava tedesco, sloveno, e quindi avevamo 3-4 lingue in casa che parlavamo, che sentivamo tutto il giorno. E al tempo stesso siamo arrivati in questo territorio dove siamo stati obbligati a dichiararci, perché noi ancora adesso siamo obbligati ad andare in tribunale a dichiarare a quale lingua apparteniamo, a quale gruppo linguistico, no? Quindi noi dobbiamo andare, e io so quanto è costato questo ai miei genitori, quanto è costato a mia nonna, perché loro parlavano 3 lingue sempre in casa, e dicevano: perché devo andare in tribunale a dire cosa parlo? Io in fondo cosa sono? È proprio la dichiarazione etnica.
insomma, i miei nonni parlavano tedesco, e questa cosa è sempre stata molto presente nella mia famiglia, è sempre stato un problema, no? Proprio perché non ci sentivamo di dover proprio sottostare a questa divisione così netta, no? Anche perché per noi comporta anche poter fare certi lavori, certi altri no, cioè ti condiziona tutta l'esistenza, no? La dichiarazione di appartenenza linguistica. Certo. E quindi così, allora questa cosa qui, da questo desiderio che c'è sempre stato di scavalcare questi confini, che sono confini comunque costruiti dalle leggi, dalle regole, non sono confini tra nazioni, ma sono anche confini tra nazioni, perché io ho conosciuto molto bene anche tutta la ex Jugoslavia, insomma, facevamo avanti e indietro anche da quel confine quando ero piccola, bambina, poi ragazzina e anche adulta, e questo desiderio sempre di andare, di passare il confine, no? Ecco, questo è molto forte per me in questo libro, tanto che lo scrivo anche utilizzando linguaggi diversi e mischiando anche con delle immagini, mischiando poesia e prosa, proprio perché il desiderio è superare la divisione di genere, no? Noi siamo più cose, noi abbiamo identità multiple alle volte in noi, per questo leggevi prima giustamente il pensiero unico è comodo, ma noi non siamo una sola cosa molto spesso, non lo siamo, e ci possono anche imporre, ci possono anche portare in tribunale a fare una dichiarazione, ma noi non lo siamo lo stesso, quindi questo lo volevo dire. Certo. E quindi noi non lo siamo, noi abbiamo storie complesse, io non mi sento come del resto anche mia nonna che ha vissuto tutta la prima e la seconda guerra mondiale con esili terribili, con vicende pesantissime, con imprigionamenti in carcere, con tutto, però lei non ha mai avuto una paura, una parola di odio nei confronti né di tedeschi né di italiani né di sloveni, ci sono state le foibe, c'è stato di tutto. Ma noi non siamo questo, noi siamo altro, non dobbiamo farci incasellare da qualsiasi tipo di odio, di pregiudizio, no? E questo per me è sempre stato fondamentale, e io ho vissuto tanto il pregiudizio, l'ho visto tanto, e io ho sempre cercato con molta forza di andarci contro. Questo è un po', diciamo, il senso, no? Per me anche, e anche il messaggio, ecco, in questo senso che voglio dare anche alle classi, se vogliono leggere questi racconti, ai ragazzi o agli adulti, no? Così. Che progetti hai per il futuro? E adesso tra 1 o 2 giorni, sì, 1 o 2 giorni, sì, 1 o 2 mesi, non esageriamo, uscirà un mio libro scritto in tedesco, Ole, tanto per dire che io non sono solo una parlante italiana, io parlo anche tedesco e scrivo anche tedesco. E quindi, no, perché ogni tanto bisogna proprio un po' rimarcarla questa cosa, no? E lo faccio volentieri, amo moltissimo questa lingua, ho amici meravigliosi, ho passato un periodo splendido, il mio periodo in Germania è stato magnifico, e quindi diciamo pubblicherò questo lavoro che avevo fatto a suo tempo di ricerca all'università, ed è un lavoro fra l'altro i dialetti italiani, quindi cercherò in tedesco di far capire, se ci riuscirò, che senso hanno, che ruolo hanno i dialetti in Italia, il dialetto milanese di Carlo Porta, la poesia di Carlo Porta. Bene, dove troviamo il tuo libro? Questo qui si può ordinare ovunque, insomma, è online, insomma, dappertutto, su Amazon, Feltrinelli, Libroli, oppure anche in tutte le librerie si può ordinare alla casa editrice, che è il gruppo Santelli, Narrazioni clandestine. Ringrazio anzi l'editore Santelli, Eugenio, che mi ha sempre sostenuto e creduto in questo lavoro. Sì. Benissimo. Rinaldi, se mi dà qualche domanda gliela posso fare. Allora, ascolta, Federico Arcuri scrive: da dove nasce l'esigenza di andare a scavare proprio nelle storie dimenticate del nord-est? È una scelta letteraria o personale? No, personale. Ci sono tante cose che sono nascoste ancora adesso e che ancora si nascondono e che non si vogliono dire, ma ce ne sono. E allora, senza insomma intento né polemico né critico, semplicemente le storie che io conosco le racconto, che sono un po' anomale, perché purtroppo, come dico, si tende sempre un po' a classificare,
E invece le persone hanno sofferto moltissimo, le popolazioni hanno sofferto moltissimo in questi territori, ma non è che, cioè, sono un po' delle vittime della storia, no? Perché questi confini sono stati veramente i confini in cui, insomma, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale si è combattuto in un modo terribile, e io credo siamo veramente delle vittime della storia, perché in un certo senso anche, voglio dire, se si pensa al confine orientale, e quello che voglio dire, sono storie mai risolte. È inutile che diciamo che queste nostre cose si sono risolte. Il dramma degli esuli del confine orientale non si è veramente mai aspetta ancora giustizia. E anche il confine del Sud Tirolo, adesso sì, la questione è andata all'ONU anni fa, è stata chiusa la questione del Sud Tirolese, ma in realtà non è stata chiusa ancora, perché ci sono sempre comunque chi ci vive sa le situazioni che ci sono. Quindi noi possiamo anche, quello che dice la politica, ok, quello che è, però il sentire delle persone, se le persone comunque ancora avvertono, oppure ci sono anche, no, delle situazioni che non vanno bene, è anche giusto, secondo me, dirlo. E anche perché siamo in tempi, ecco, questo io a un certo momento ho avvertito, questo già una decina d'anni fa, tempi in cui i muri stanno crescendo di nuovo. Cioè non avessi avuto questa percezione, cioè avessi pensato che le cose, come pensavo 20 anni fa, che le cose andavano più o meno a migliorare, non mi sarebbe forse venuta questa volontà di, come posso dire, attenzione che non si ripetano delle cose ancora, perché è un attimo, una settimana, 2 settimane, un mese che il vicino poi denuncia il vicino e succede quello che succede, e nascono i conflitti, soprattutto in certe zone. Attenzione a quello che succede, perché dobbiamo stare attenti alle parole che usiamo, a come le usiamo, a come ci rapportiamo all'altro, e stiamo un pochino, secondo me, sottovalutando dei possibili rischi nelle convivenze, diciamo, dei popoli, no? Tra i popoli. Hai ragione. E io non vorrei che succedesse, l'abbiamo vissuto tanto nelle nostre famiglie, vorrei che non succedesse più. Dobbiamo imparare dalla storia. Ma la storia bisogna raccontarla, questo è il punto. Che se ti raccontano sempre la stessa storia dalla stessa prospettiva, questo è molto dannoso, no? E io purtroppo questo anche l'ho visto, no? E la storia del Sud Tirolo è molto poco conosciuta, molto poco conosciuta. Si conoscono 1 o 2 cose. Certo. E invece è un confine importante. Il confine austro-italiano è un confine importante. I rapporti che ci sono stati tra Austria e Italia sono secolari, nel bene o nel male, quasi più nel male che nel bene. Però queste cose qua è utile saperle, non dobbiamo ridurle, perché comunque non stiamo andando verso periodi di pace, purtroppo. Mi permetto, insomma. Hai ragione. Vabbè, sentiamo Fabio Bonavoglia cosa ti chiede. Allora, ciao da Matera, città dei Sassi, bellissima. Nel libro sembra che la storia ufficiale sia quasi fredda, mentre le storie raccontate siano vive. È una contrapposizione voluta? Beh, è una contrapposizione non voluta, ma che nasce da quello che è, perché la storia è ufficiale. E la storia, fra adesso, come dico, di questi territori è molto, alle volte, parziale. E che anche quella che leggiamo nei libri di storia, cioè, ma anche perché è una storia fatta di tante prospettive, per cui devi proprio focalizzare più cose, no? E quella viva, io mi sono resa conto, stando nelle classi, appunto questo libro Linea di confine, che è stato poi premiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far capire queste cose. L'unico modo è andare sulle storie reali, le testimonianze, ma addirittura fare, come posso dire, una rielaborazione propria, quasi appropriarsi di queste cose, raccontarle noi, cercare di metterci dentro queste persone, perché non c'è modo altro di capire, perché altrimenti tutto sembra lontano, distaccato, sembra il racconto dei nonni, dei bisnonni. No, quelle persone erano come noi. E insomma, è l'unico. Addirittura io trovo, secondo me, anche arte, la rielaborazione artistica
in forma di canto, in forma di poesia, in forma di pittura, è molto importante di queste esperienze, addirittura sulle vicende politiche delle guerre. Devi capire cosa è successo, non puoi leggere due cose, no? E capire soprattutto non solo quello, cosa comporta ancora oggi, perché non è conclusa la vicenda. Ripeto, queste vicende vanno avanti e poi ricadono sui figli, ricadono sui nipoti, ed è tutto un rielaborare, no? E dobbiamo rielaborarlo nel modo giusto. Quello è, no? Se no rimane sempre una cosa così che aleggia, no? L'Italia ha fatto poco, posso dirlo, ha fatto poco. Si poteva fare di più per tematizzare, per metabolizzare e per anche dare giustizia, insomma, a tante persone che sono state veramente delle vittime, no, di questi conflitti. Si è cercato un pochino, è stato anche proprio detto, bisogna pacificare, bisogna mettere a chiaro, no? Bisogna tranquillizzare. Noi abbiamo avuto anche anni di terrorismo in Alto Adige, negli anni 60, 70, 80, 1960, 1970, 1980, abbiamo avuto 20 anni di terrorismo. Bisogna pacificare, giusto, ma bisogna pacificare, che ci sia davvero una pacificazione, no? E che ci sia davvero, che pacificare non significa non dire. Quando qualcuno mi critica perché parlo del terrorismo e delle vittime innocenti che ho visto a Bolzano, che ho visto, non è che lo faccio perché voglio alimentare, qualcuno mi dice no, non voglio alimentare proprio niente, voglio fare il contrario, voglio finalmente parlarne. Io riesco a metabolizzare le cose se ne parlo, non se non ne parlo. E devo metabolizzarle anch'io, perché è stato uno shock anche per me, da bambina, da ragazzina, no? E però questo processo di come posso dire, di metabolizzazione e anche di allargamento del problema, che sia una cosa, diciamo, riconosciuta e come posso dire, conosciuta da tutti, no? Nel bene o nel male, questo è mancato. E io sento anche tanti insomma, che ancora piangono alcune situazioni e si sentono quasi un po' vittime, no? Della storia, di vicende che purtroppo hanno dovuto subire sia in questi confini, no? Non sono cose che ancora un po' si portano dentro, insomma. Certo. Vabbè, sentiamo Gabri Gaio cosa dice. Il Sud tirolesi sono un'entità specifica, un gruppo culturale con tradizioni popolari antiche precise, giusto? Ma come tutti, cioè i veneti anche, i lombardi anche, tutti, no? I popoli hanno identità, tranne me, voglio dire, perché io trascorro da una parte all'altra e quindi non ho proprio, ogni tanto qualcuno mi chiede ma tu che tradizioni hai? Dico non lo so, perché da una parte ce n'ho una, anzi non ce n'ho nessuna probabilmente, però le popolazioni di lingua tedesca, diciamo, che vivono da tanto tempo, insomma, in questo territorio. L'Alto Adige era un territorio retto-romanzo ladino, no? Originariamente. Le popolazioni di lingua tedesca sono venute tardi, in epoca anche tarda, medievale, no? In questo territorio, dalla Baviera. Quindi noi abbiamo un territorio di base ladina, retica e romancia, a cui si è poi sovrapposto il tedesco, e che poi ha avuto vari influssi. Gli italiani poi sono sempre stati a Bolzano, no? E quindi sì, certo, sono una popolazione che ha un dialetto molto, molto, molto particolare, che non è il tedesco standard, ma anche un dialetto molto diversificato a seconda delle valli, perché appunto ognuno ha la sua parlata. Sono molto legati alle tradizioni come tutti, però qua diciamo c'è una particolare, ci sono particolari tutele, è il territorio più tutelato. Le minoranze qua tedesche e ladine sono quelle più tutelate in Europa, ma forse anzi al mondo, cioè sono ipertutele quasi, no, che hanno.
E quindi poi io comunque vivo praticamente all'interno di questi gruppi, io insegno in una scuola di lingua ladina e quindi eccetera, no? Però ecco, quello che vorrei dire, al di là di questo, che anche in Sardegna ci sono meravigliose tradizioni, lingue addirittura e cose antichissime, no? Molto giusto mantenerle sempre, però le leggi che ha la provincia di Bolzano, non Trento, la provincia di Bolzano, è uno statuto con delle regole del tutto particolari. È la nostra Costituzione che alle volte è anche diversa rispetto di scuola, ad esempio, hanno regole diverse, no? Anche rispetto a quelle italiane del resto d'Italia. Quindi è una realtà, certo, di questo tipo, però una realtà da un punto di vista normativo delle leggi che noi seguiamo, anche di tutela particolare, insomma. Sì. Sentiamo Giuseppe Caciotti cosa ti chiede. C'è un racconto che ti ha messo più in difficoltà degli altri da scrivere e perché? No, non mi ha messo, nessuno mi ha messo in difficoltà, tranne che so bene, ecco, forse una cosa alla fine ovviamente ho dovuto affrontare anche i nostri problemi, il problema del terrorismo, il problema, cioè quello che è difficile dire, no? Perché appunto si viene poi accusati. Io ho sempre un po' in mente la vicenda di Sebastiano Vassalli, che aveva scritto del Sud Tirolo, aveva scritto 2 libri, era vissuto anche in Sud Tirolo, che diceva quanto si era pentito di averli scritti per tutte le critiche che ha ricevuto e per tutto anche il danno che ha avuto nella sua carriera. Quindi mi rendo conto che certe cose non mi aiutano. Io le dico un po' per amore di verità, perché io sono... E poi anche alla fine, una cosa così che io ho voluto mettere, alla fine, quando io ho parlato di questi gruppi di poeti, di letterati in quegli anni, quindi sto parlando degli anni 70-80, ho riportato delle frasi molto pesanti che reciprocamente si dicevano, perché pregiudizio c'era, no? Io sto sempre molto attenta alle parole, anche perché io non ho pregiudizi, però soprattutto sto attenta a che non venga per caso interpretata come un pregiudizio la mia parola, no? Ma ho voluto riportare queste frasi, ad esempio c'era una frase da parte di questo mio famoso maestro, che era fra l'altro un poeta e anche un giornalista, in cui diceva che il gruppo tedesco era un gruppo con una mentalità chiusa e tribale, no? Usava questo termine tribale, cosa che io ovviamente non condivido, perché comunque è un termine offensivo, però l'ho voluto riportare per far capire com'era lo spirito dell'epoca. Ecco, io spero che questo sia stato capito, no? Perché non è facile capire in che tempi si viveva e come si è evoluto anche il linguaggio tra di noi nel corso del tempo. E allora temo un po' che questo non venga capito ogni tanto, ma io l'ho riportato fra virgolette, quindi ho proprio voluto testimoniare anche la durezza dello scontro tra persone che scrivevano, tra poeti, letterati, e lì in un momento in cui magari invece si doveva creare una maggiore coesione, no? Queste erano persone anche aperte e tolleranti, io le ho conosciute, non erano nazionalisti o cose, no? Però tuttavia lo scontro era pesante su certe cose, no? Ecco, questo mi ha lasciato, ecco, questo per me è stato difficile scriverlo perché l'ho riportato di altre persone, ma non è il mio linguaggio, ecco. Di Veronica Giannuzzi ti chiede: scrivere queste storie ti ha cambiato come persona o solo come autrice? No, come persona no. Io queste sono le stesse cose che dicevo quando avevo 15 anni. Idem, cioè proprio talis qualis. Così ero, chi mi conosce lo sa, e così sono rimasta. E perché noi abbiamo avuto un periodo anche verso gli anni '80, quando sono state introdotte le leggi etniche e la proporzionale, di grandi proteste in Alto Adige per l'introduzione delle leggi etniche, sulla proporzionale etnica e sull'obbligo del censimento linguistico, no? Sull'obbligo di dichiarare di che cosa. C'era Alexander Lang, tante persone che protestavano in piazza contro le gabbie etniche. Io avevo 14 anni e quando andavo a protestare su queste cose tornavo a casa e i miei genitori non erano leggeri con me, perché erano tempi in cui i figli, se facevano delle cose che i genitori non volevano, non è che la passassero molto liscia.
Però per dire quanto tenevo io già allora al superamento del pregiudizio e del voler andare oltre queste cose, no? È stato un periodo molto intenso, poi purtroppo tutto è andato così. Diciamo, non si sono avute. È arrivata un'altra domanda. Stefano Amato ti chiede, complimenti, quello è il minimo. Nel libro si percepisce un confine, non solo geografico, ma anche umano e culturale. Secondo te oggi quei confini esistono ancora? Beh, noi abbiamo scuole divise da muri ancora oggi, scuole italiane e scuole tedesche. Cioè i confini sono questi, non sono la frontiera. Io quando passo la frontiera alle volte mi commuovo anche perché mi ricordo quanti controlli c'erano, io le frontiere ce l'ho qui vicino, vado spessissimo sia in Slovenia che in Austria. Non sono quelle, i confini sono dentro di noi. E quelli, come dico, purtroppo io li vedo un po' crescere. Il confine non è quello dove c'era la dogana e dovevi dichiarare quello che portavi in macchina. E quelli li ho passati, ho passato controlli con i cani che duravano ore quando si andava nell'ex Jugoslavia, prima che insomma, quando c'era ancora la Repubblica Socialista, mi ricordo molto bene, ma non era quello il problema. Il problema è quello che ci diciamo tutti i giorni, e quelli sono i confini veri. E su quello bisogna stare attenti. Io sento delle cose ogni tanto che sono preoccupanti. E quindi questo è il vero confine, questo è il vero momento in cui si creano le divisioni tra le persone. Per cui, purtroppo non è passata questa mentalità, tendiamo sempre un pochino a essere, bisogna fare davvero tanta attenzione. Gabri Gaio scrive: bisogna demolire tutti i muri e mandare avanti tutti coloro che sono restati indietro. E restati indietro, invece vengono mandati avanti quelli che invece quelli che sostengono i muri, purtroppo, se per andare avanti magari ottengono visibilità, perché il discorso del pensiero unico, il pensiero unico raccoglie sempre consensi, no? Tu dici una certezza, tu dici ok, io sono meglio, quell'altro è peggio, allora hai un sacco di sostenitori. Quando cominci a mettere il dubbio è difficile trovarli i sostenitori, perché non va bene per nessuno, no? E invece tu magari cerchi di fare proprio un discorso di comprensione, di tolleranza, è molto più difficile. È molto più difficile anche essere riconosciuti, essere valorizzati. Io ho fatto anche attività politica, so molto bene che il fatto di essere stata così tollerante non mi ha aiutato, l'ho fatto apposta quando andavo a fare i miei discorsi. Non ho voluto dire queste sono le persone sbagliate, queste sono quelle che dobbiamo colpire, no. Però so che così ricevi meno voti. E questo è perché noi vogliamo avere delle certezze. È proprio insito nella natura umana e soprattutto nei periodi di crisi come questo, dove la gente non arriva a fine mese, e allora è ancora più forte. È ancora più difficile fare un discorso così, in cui cerchi di far capire che non ci sono dei colpevoli, in cui bisogna ragionare, no? Bisogna capirsi, bisogna parlarsi in un certo modo, con rispetto. E quindi questo è, insomma, ci si prova sempre, io vado avanti. La signora ha scritto interessante, hai visto? Hai conquistato il mondo. Ma grazie. Ti salutano da tutta l'Italia, vedo. Grazie. La mia opera di proselitismo. Un'altra domanda. Tiziana Gentile ti chiede: le tue protagoniste femminili spesso sembrano invisibili alla storia. È una denuncia o una restituzione di voce? Denuncia perché non c'è niente da denunciare, purtroppo, e purtroppo la natura umana alle volte è così, no? E invece è una restituzione di voce, tanto che io parlo in prima persona in alcuni casi, e proprio uso la prima persona perché le donne soprattutto non hanno avuto veramente voce in tanti periodi della storia, in tante situazioni. E quindi questo sì, sicuramente. Ok. Alex Alvisi ti chiede: allora, ciao da Bologna,
quanto c'è di ricerca storica e quanto invece di invenzione narrativa nei racconti? Di invenzione non c'è nulla. È tutta unicamente ricerca storica. Io sono una docente di storia e quindi è tutto frutto di ricerca storica e di testimonianze dirette che ho raccolto. E mi sono anche premurata di assicurarmi che fossero vere il più possibile, perché molto spesso non sempre viene raccontata la verità, e quindi però ho sempre, è tutto quello che ho raccontato, tutto quello che c'è è vero. Tutto. Poi ovviamente nel mio modo l'ho reso anche un pochino poetico, perché è un modo di esprimermi un po' poetico, no? Ma ciò non toglie che il contenuto sia autentico, sia vero. Bellissimo. Ho un'altra domanda. Gabri Gaio, il fratello del bisnonno era un carcerato in Germania pugliese, anarchico, a lavori forzati, si salvò per miracolo. Povero. E io ultimamente sto facendo ricerche su un mio prozio che fra adesso mi ha cresciuto, letteralmente è stato il mio babysitter. Lui era sloveno, di lingua slovena, nei territori occupati durante il fascismo. Tutta la famiglia di mia nonna ha combattuto per l'Italia, è stato mandato in Africa, è stato poi catturato dai nazisti e è stato internato come IMI, come militare italiano, anche se non lo era, in Germania. E ha fatto il campo di concentramento. Là quanta gente era stata internata nei lager? Lager c'era anche a Bolzano, ce l'avevamo in città, quindi non è che avevamo anche qua il nazismo, insomma. E quante persone sono state internate in Germania, e però vedo che adesso si cerca un po' di ritrovare, se si scrive fra il resto in Germania, se si scrive agli uffici, insomma, si scrive agli uffici competenti, si riescono ad avere anche informazioni, fogli matricolari, si riesce a capire dove erano stati internati, in quale campo, in quale diciamo, quali compiti erano stati adibiti. È molto interessante. Tanti nipoti stanno facendo queste ricerche, anche lì sono un po' in rete su queste cose, sì. È molto interessante comunque anche questa testimonianza, perché in tutta Italia, e anche questo bisnonno pugliese, sono tutte storie che meritano, no, di essere raccontate. Sono d'accordo con te. Bisogna parlarne e poi ancora parlarne. Sì, bisogna il più possibile, ma anche nel modo giusto, no? Nel dire ok, c'era, e collegandole con l'oggi. Questo per me è importante, no? A proposito di collegamenti, spero che non mi si stacchi tra un po', perché purtroppo vedo la batteria un pochino che non riesce a caricarsi bene, speriamo. Allora, va bene, sono 50 minuti. Allora, ti ringrazio per tutto quello che hai detto, sei stata bravissima. Se ci sono delle altre domande, ma anche quelle che hai risposto, puoi ancora rispondere. Grazie. Benissimo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato di questa bellissima tua versione. Grazie. Speriamo di trovarti ancora qui. Sì. Scusate per i miei mezzi tecnici, ma io non sono una tecnica, come vedete, sono una poetessa, sono una scrittrice, però appunto per questo io avrò molto piacere di rispondere a tutti coloro che mi scrivono o che così hanno voglia solo di dialogare. E ringrazio Giovanni, ringrazio tutti per l'ospitalità. Grazie a te. Alla prossima, è stato un piacere parlare con te. Ciao, grazie. Ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima.